Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nonostante le promesse e le voci insistenti sul possibile cambio del commissario alla sanità, Scura è ancora al suo posto, nessun decreto del governo per la rimozione. Sottratta alla cassaforte nel centro calabrese di solidarietà a Catanzaro, ignoti hanno praticato un foro nel muro e si sono impossessati del forziere. Sono poco più di 1000 le domande pervenute nel distretto di Rende per l'accesso al reddito di inclusione. Gli augurano la morte su Facebook, il sindaco di Crotone parla di imbarbarimento, pronto a denunciare l'accaduto alla magistratura. Mancano oltre 200 giorni dall'appuntamento con la Varia, ma a Palmi la macchina organizzativa è già in moto. Seconda vittoria consecutiva per i lupi che al Marulla battono il Padova e salgono a quota 14 in classifica. Baclea agguanta il pareggio e Garritano firma il sorpasso di una sfida in salita dopo il vantaggio ospite. Ancora sconfitto il Crotone sul campo della Cremonese, pitagorici partiti bene che poi pagano l'inferiorità numerica subendo il gol dei grigiorossi. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura, lo avete visto dai titoli, parliamo di sanità perché ancora c'è il rebus del commissario alla sanità in Calabria. Massimo Scura resta al suo posto, intanto l'assemblea dei presidenti regionali ha approvato un ordine del giorno in cui si dà il via libera alla doppia funzione di governatore e commissario. Qualcuno ci spieghi come funziona questa storia del commissario Scura, che alcuni esponenti dei 5 Stelle e Lega davano per conclusa. Addirittura c'è stato anche chi aveva indicato la data della defenestrazione, vale a dire 10 giorni fa. Ma puntualmente non è accaduto nulla, perché il commissario continua a fare il commissario e nelle riunioni del Consiglio dei Ministri il decreto per la sostituzione non è comparso. E dire che finanche il sostituto era stato individuato, ma niente, al momento solo intenzione e pochi fatti. Intanto, proprio per evitare che il dopo Scura potesse essere in qualche modo rivendicato da Oliverio, la Commissione Sanità del Senato ha approvato in tempi record la norma che rende incompatibile la doppia funzione di governatore e contestualmente quella di commissario. Tutto chiaro? Niente affatto, perché nell'assemblea dei presidenti dei consigli regionali è stato approvato un ordine del giorno che ribalta la norma licenziata dalla Commissione Sanità del Senato, e cioè piena compatibilità tra le due funzioni. Chiaro? Affatto. Non se ne esce da questa storia, che a quanto pare è tutta avvolta nella politica. E i cittadini calabresi? Beh, continuano ad emigrare per curarsi, mentre attendono di vedere realizzati 3 grandi ospedali annunciati nel 2005 e dei quali, a parte qualche iniziativa volta alla presentazione dei relativi progetti, non v'è nulla. Morale della favola? Scura è al suo posto, la politica discute e i cittadini calabresi aspettano. Parliamo adesso della cassaforte sottratta nel centro calabrese di solidarietà a Catanzaro. Ignoti hanno praticato un foro nel muro e si sono impossessati del forziere. Prima hanno praticato un grosso buco sulla parete esterna dell'edificio che ospita il centro calabrese di solidarietà di Catanzaro. Da qui sono entrati nella zona dell'infermeria portando via la cassaforte. È accaduto nella notte nel quartiere Santa Maria del capoluogo calabrese, nel mirino, l'ente no profit che opera nel campo del disagio e dell'emarginazione giovanile. Nella cassaforte erano custoditi i risparmi dei ragazzi ospiti del centro, denaro contante, carte di credito e anche i telefoni cellulari. Un episodio che ha suscitato sdegno già perché il furto è stato commesso ai danni di persone che vivono situazioni di disagio. Nel centro infatti trovano accoglienza donne vittime di violenza, tossicodipendenti, immigrati, giovani disagiati e famiglie. Tra l'altro non è la prima volta che si verifica un fatto del genere. Già 2 anni fa la struttura subì un altro furto. C'è amarezza per quanto accaduto, un fatto molto grave, come ha sottolineato anche la presidente del centro, Isa Mantelli, perché colpisce una struttura di servizio che svolge da oltre 30 anni un lavoro particolare e delicato sul territorio, un gesto inqualificabile che segna sensibilmente quanti vivono ogni giorno i problemi di ragazzi che avrebbero bisogno di segnali positivi dalla società civile che li aiutino a superare i momenti di difficoltà. E intanto sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.
Parliamo adesso del contrasto alla povertà, perché sono più di 1000 le domande presentate nel distretto di Rende proprio per ottenere la REI, il reddito di inclusione, misura entrata in vigore nel dicembre del 2017, il bilancio tracciato nel corso di un incontro nella città del Campagnano. Comuni e operatori del REI, il reddito di inclusione, tracciano un bilancio a più di un anno dall'entrata in vigore della misura di contrasto alla povertà. L'incontro coinvolge il distretto che vede insieme 9 municipi: Rende, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo la Costa. Ma quante sono le domande presentate? Quante ne ha accettate l'INPS? Presentate in tutto il distretto circa 1600, accolte quindi con controlli incrociati tra il Comune e l'INPS intorno ai 1000. Grande interesse per un progetto che riguarda i meno abbienti, le famiglie con disagio sociale e quant'altro. Rende in questo progetto è comune capofila: creare le condizioni, accompagnare le famiglie bisognose, un percorso di autonomia e dignità avviato dagli sportelli aperti nei municipi. Sono gli operatori a facilitare l'iter burocratico. Lo sportello è appunto a disposizione degli utenti 2 o 3 giorni a settimana, proprio per spiegare all'utente la domanda, la compilazione, aiutarli nella compilazione della domanda e tutte le certificazioni che ci vogliono. Il segnale non è solo sul fronte del sociale, ma è anche politico: risposta al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è assolutamente sostenibile come lo è il REI, e soprattutto non è pensato come è pensato il REI, che finalmente, e con fatica devo dire, anche i nostri operatori stanno cercando anche di far cambiare un po' idea agli utenti, quindi di non accontentarsi soltanto di un contributo economico che arriva a casa, di cui si ha assolutamente necessità, ma ci si inserisce nel mondo del lavoro, si fa una formazione laddove manca, è un sostegno molto diverso, è un accompagnamento all'autonomia. La cronaca adesso: per 2 anni ha vessato e minacciato di morte l'ex convivente arrestato dalla polizia di Cosenza, un 54enne disoccupato. Per 2 anni è stata perseguitata dal suo ex. La donna, stanca delle vessazioni subite, ha deciso di raccontare tutto alla polizia, e così questa mattina gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno arrestato il presunto stalker. Si tratta di un 54enne disoccupato per il quale il GIP del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura, ha disposti domiciliari. Le indagini avviate dalla polizia hanno consentito di accertare che l'uomo avrebbe minacciato ripetutamente di morte la donna e i suoi familiari per estorcere del denaro. La vittima era ormai terrorizzata. L'uomo avrebbe scritto anche frasi ingiuriose e diffamatorie presso l'abitazione della sua ex. Adesso per la donna l'incubo è finito grazie all'intervento della polizia. E si è recato in procura il sindaco di Crotone dopo le minacce di morte ricevute proprio sui social network, il caso conseguenza di alcuni disagi provocati dalla realizzazione di una rotatoria in contrada Farina. Minacce e minacce di morte su Facebook per il sindaco di Crotone Ugo Pugliese. Il post reso noto dal Primo Cittadino, che dice basta. Oggi si è superato ogni limite, e non tanto per la minaccia alla persona, la minaccia di morte ricevuta, ma per le modalità con la quale è stata esplicitata. Citare, recito testualmente: ti auguro di fare la stessa fine di Falcone e Borsellino. Una cosa così, perdonatemi, senza fronzoli, schifosa, indegna, mettere in bocca due persone che per me sono state e sono il simbolo della legalità. E di oggi che parliamo? Di che cosa parliamo? Stiamo parlando di un tessuto sociale degradato. Il sindaco si è recato in procura e in questura per denunciare quanto accaduto. La misura è colma, ha detto ai cronisti: bisogna ricominciare con l'educazione civica. Se fino ad oggi sono stato tollerante, da oggi in poi non tollerò più nessuna minaccia, neanche meno infida e meno schifosa di quella di oggi, perché è giusto che oggi si recuperi il rispetto delle regole, il rispetto per le istituzioni, il rispetto soprattutto
e quella è la cosa che a me sta più a cuore, si recuperi l'educazione civica. Non si può più andare avanti, questa città così non può più andare avanti. Il caso nasce dai disagi provocati dalla rotatoria in contrada Farina. Se una rotatoria può permettersi a una persona di offendere un sindaco, di minacciarlo di morte e offendere Falcone e Borsellino, ma per favore, ma la finissero. Ma io ho ricevuto, e per correttezza lo devo dire, non li ho ricevuti, li ha ricevuti l'assessore Pedace, gli abitanti di Farina, a cui va tutto il mio rispetto, perché sono venuti in comune educatamente, in maniera civile, hanno esplicitato il loro pensiero, stiamo mettendo in atto tutti quegli accorgimenti, tutte quelle soluzioni possibili e immaginabili per diminuire un po' il disagio che si sta verificando in questi giorni per la realizzazione della rotatoria. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Per anni avrebbe picchiato, maltrattato e minacciato di morte la moglie, arrestato dalla polizia un 39enne reggino. In un'occasione la donna ha rischiato di rimanere sfregiata al volto con dell'olio bollente. I PM hanno sottoposto a nuovo interrogatorio il 54enne di Rossano, già indagato per il reato di tentato omicidio ai danni della moglie per averla colpita al capo con un martello per chiodi, cagionandole una ferita lacero-contusa. Le nuove contestazioni scaturiscono da un'integrazione di denuncia sporta dalla vittima. L'uomo le avrebbe spruzzato dell'alcol sul petto, appiccando poi il fuoco con l'accendino e causando lesioni gravissime. Neonata morta dopo il parto, la polizia indaga per omicidio colposo dopo la denuncia presentata dalla famiglia. Accaduto alla Mezzia Terme, una donna è stata sottoposta ad un parto cesareo nell'ospedale Giovanni Paolo II, ma dopo l'intervento la neonata, una bambina, è purtroppo deceduta. Viaggiava a bordo del suo furgone con indosso una pistola clandestina con il caricatore pieno e il colpo in canna. Un 49enne con precedenti è stato arrestato dai carabinieri a Sant'Eufemia d'Aspromonte con l'accusa di detenzione illegale di armi. Avrebbero smaltito rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali bituminosi frammisti a terre e rocce in proprietà di privati nei comuni di Serra San Bruno e Simbario. 3 persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per reati in materia ambientale. Nuovo incendio di autovettura a Squillace Superiore. Ad andare distrutto dalle fiamme è stato un SUV Mercedes. La vettura è di proprietà di un parente dell'avvocatessa alla quale giovedì scorso avevano incendiato l'auto sempre a Squillace. Cambiamo argomento: dai tecnici sanitari di radiologia medica agli igienisti dentali, dai dietisti ai logopedisti. Il nuovo ordine in vigore da qualche mese contiene al suo interno ben 19 professioni sanitarie, uno strumento di tutela per gli operatori e per gli utenti che contrasta il fenomeno dell'abusivismo e regolamenta le professioni. In Calabria sono migliaia gli iscritti all'ordine. Gianluca Pasqua, sentiamo. Per non scontentare nessuno lo chiameremo superordine, perché riunisce ben 19 categorie professionali sanitarie che finora procedevano ognuna per la propria strada senza una regolamentazione che garantisse tutele adeguate per gli appartenenti ai vecchi collegi e agli utenti. Una rivoluzione che passa attraverso il confronto e la condivisione delle novità. A Cosenza è stato organizzato un evento dedicato alla conoscenza degli adempimenti, degli aspetti economici, delle peculiarità delle diverse categorie. L'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, come lei ha detto, un ordine all'interno del quale stanno 19 professioni sanitarie, 2 tecnici di radiologia assistenti sanitari erano già anche ordinate, 17 invece lo sono diventate a seguito della legge 3. L'ordine è pensato per garantire ai cittadini che coloro che esercitano in ambito sanitario posseggono i titoli che li abilitano a questo esercizio e quindi possedendo i titoli posseggono anche le competenze che possono garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni. La svolta porterà a fare chiarezza su ruoli e competenze sia nel pubblico che nel privato, fornirà certezze sul numero di professionisti e quindi anche sul fabbisogno di nuove immissioni nel mondo del lavoro, servirà a contrastare il fenomeno dell'abusivismo, tenendo conto però di chi, seppur privo di titoli, perché immesso nel sistema in epoche lontane, ha lavorato alla luce del sole. Il motivo per il quale, dicevo prima, l'ordine è stato pensato e lo stiamo costruendo è contrastare l'abusivismo. Il problema più grande di questo momento è riuscire ad individuarli. Ecco perché stiamo facendo questo lavoro di ricognizione interna per capire chi è abusivo davvero e chi invece
pur non potendosi iscrivere all'albo, comunque ha dei requisiti oggettivi per i quali è bene consentirgli il proseguo dell'esercizio della professione. In Calabria sono migliaia i professionisti che sono iscritti all'ordine o che stanno adempiendo all'obbligo, un passaggio delicato, per certi versi complicato. Oggi gli iscritti sono circa 1000, anzi bisogna fare una precisazione, sono circa 220 TSRM che derivano dall'ex collegio, mentre gli altri 800 circa sono preiscritti e proprio pochi giorni fa abbiamo avuto il via per procedere con le vere e proprie iscrizioni, quindi dopo i controlli che hanno effettuato i RAMR, cioè i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, ora tocca a noi ordine verificare la veridicità dei titoli di questi professionisti. Cambiamo argomento. Un riconoscimento per la sua opera è stato dato dal Comune di Cosenza al professore Eugenio Guglielmelli, prorettore alla ricerca dell'Università Campus Biomedico di Roma. L'amministrazione comunale di Cosenza ha conferito al professore Eugenio Guglielmelli, prorettore alla ricerca dell'Università Campus Biomedico di Roma, il titolo di ambasciatore della conoscenza per l'inestimabile valore umano e sociale della sua attività accademica e di ricerca. Abbiamo voluto proporre questo premio ambasciatore della conoscenza al professor Guglielmelli, proprio per le sue gesta. Lui è un ingegnere prestato alla medicina, un cosentino, quindi siamo onorati stasera di ospitarlo e di premiarlo per quello che fa costantemente tutti i giorni per la società. Il professore Eugenio Guglielmelli è nato a Cosenza nel 1965, dove ha vissuto fino all'età di 18 anni. Dal 2004 è anche responsabile dell'unità di ricerca di robotica biomedica e biomicrosistemi, di cui è fondatore. Sono stati proprio gli aspetti della sua attività di ricerca che il professor Guglielmelli ha messo a fuoco nel corso della Lectio Magistralis sul tema Verso la società dell'automazione, i robot per la salute, la sicurezza e la qualità della vita. La robotica sta uscendo dalle fabbriche e la medicina è uno dei primi ambiti dove anche dal punto di vista industriale del mercato ha conosciuto uno sviluppo molto importante. Ormai quasi ogni minuto c'è un paziente operato da un robot chirurgico, comandato dal chirurgo in una situazione che è molto diversa dal rapporto tradizionale col paziente, perché ha da una console che è a qualche metro dal tavolo operatorio, ma potrebbe essere anche a qualche chilometro, a decine di chilometri. La robotica sta adesso passando anche alle applicazioni in riabilitazione, quindi nella fase post-acuta, e presso la nostra università, il Campus Biomedico di Roma, sviluppiamo progetti sia sulla chirurgia di precisione, quindi sistemi che cooperano col chirurgo per ad esempio consentire di operare la colonna vertebrale senza rischi di danno per il midollo, ma anche riabilitazione di precisione, quindi interventi con macchine indossabili o comunque macchine trasportabili a casa del paziente che possono permettere di aiutare il percorso di recupero dopo un ictus o comunque di interventi a supporto con malattie neurodegenerative e altri tipi di deficit cognitivi motori. Ed è partita l'operazione Varia perché mancano oltre 200 giorni all'appuntamento, ma a Palmi la macchina organizzativa è già in moto. Il countdown per la Varia, la manifestazione popolare divenuta patrimonio immateriale dell'UNESCO, che si svolge a Palmi in modo cadenzato, è partito. Mancano 260 giorni per la Kermesse e l'evento, a sentire gli organizzatori, torna all'antico, alle tradizioni, però con lo sguardo proiettato al futuro. Un evento che a Palmi si proietta su tutta la regione e oltrepassa i confini nazionali, vista la firma dell'UNESCO sulla manifestazione popolare palmese. La Varia torna ad essere patrimonio della comunità palmese, torna ad essere per quella che deve essere patrimonio dell'umanità, non è più oggetto di contese tra fazioni, tra amministrazioni, ma deve essere invece un patrimonio culturale su cui puntare per il rilancio anche economico e soprattutto turistico e culturale della nostra comunità. L'ho accettato e lo accetterò volentieri. E abbiamo, insieme agli amici del direttiva, insieme al sindaco, abbiamo stilato un programma di massima che prevede come oggetto principale il ritorno alle tradizioni. Quindi le tradizioni c'è un almanacco stilato dal compianto professor Ferraro e abbiamo seguito alla lettera quel programma chiaramente attualizzato ai tempi moderni.
Adesso parliamo di sport, perché la seconda vittoria consecutiva in Serie B per i Lupi, che al Marulla battono il Padova e salgono a quota 14 in classifica. Baclè agguanta il pareggio e poi Luca Garritano firma il sorpasso di una sfida in salita dopo il vantaggio ospite. Ancora sconfitto invece il Crotone sul campo della Cremonese, pitagorici partiti bene che poi pagano l'inferiorità numerica subendo anche il gol dei grigiorossi. Gianluca Pasqua. All'ultimo respiro, il Cosenza strappa la vittoria al Padova dopo aver sofferto un avvio di gara molto aggressivo da parte degli ospiti. Per 20 minuti, l'11 di Foscarini ha tenuto con il fiato sospeso il Marulla, pur non producendo conclusioni verso la porta di Perina e offrendo il fianco alle giocate di Jaime Baez, irresistibile sulla destra. La prima svolta della gara arriva quasi alla mezz'ora. L'arbitro Marini, dopo aver sorvolato su un tocco di mano di un difensore veneto sul tentativo di Gennaro Tutino, vede e sanziona la trattenuta di Matteo Legittimo su Cappelletti in area rossoblù. Giallo per il difensore e occasione dal dischetto per Bonazzoli, che porta in vantaggio il Padova. I Lupi stavolta non aspettano la replica per reagire. Baclè guida la riscossa ma trova Perisan pronto a respingere. L'estremo difensore ospite è bravo e fortunato anche sulla conclusione ravvicinatissima di Garritano, che si inserisce bene e batte a colpo sicuro beccando le gambe del portiere. Il Cosenza spinge, crea e distrugge, ma è nella ripresa che rientra in gara. L'incursione di Baclè e Baez vale doppio, il rosso per Mazzocco e il calcio di rigore che Allan trasforma per il pareggio che riaccende le speranze. Seconda rete del francese in campionato. Il finale è un assedio. In pochi minuti i rossoblù insidiano per 9 volte la porta di Perisan. Luca Garritano lo impegna a ripetizione. Jaime Baez non smette di essere una spina nel fianco. La difesa veneta è in affanno, ma non molla. Palmiero ci prova la distanza con un bolide. Tutino sfiora il palo con una splendida girata. Sembra un finale stregato, il solito per il Cosenza, ma stavolta la magia dalla parte dei rossoblù, perché nel destino è scritto il nome di Luca Garritano. È arrivato il suo momento e i 3 punti per i Lupi portano la sua firma. Bellissimo, bellissimo, per me è un sogno. Fare gol al 95esimo sotto la curva, dove io ormai ho risaputo, dai, sono andato fino a che poi non sono partito, è qualcosa di bellissimo. Mi sono emozionato tantissimo e soprattutto abbiamo portato a casa una vittoria che era di vitale importanza per noi, per come si era messa. Questo è un gruppo che c'ha cuore, che c'ha grande cuore e lo sta dimostrando in ogni gara. Io onestamente gli avevo detto a Luca, quando giocava dietro la punta, gli avevo detto: oggi ti devi allungare, ti devi buttare sempre dentro perché ci vuole più presenza. Questo sì, però lui se l'ha inventato da solo questo gol. Io non c'entro niente, lui c'aveva mezzala sinistra, ha tagliato e si è buttato dentro sul cross. E onestamente è stato quello che ha fatto anche da sorpresa i difensori del Padova, perché si aspettavano i soliti che più o meno andavano, invece è arrivato sta mezza cartuccia e ha fatto un grandissimo gol, perché ha fatto un grandissimo gol, bisogna essere onesti. Ancora una sconfitta per il Crotone. La squadra di Oddo esce battuta dalla sfida con la Cremonese, nonostante un buon avvio di gara che frutta 2 occasioni da rete. Reattivo Ravaglia sul colpo di testa di Faraoni, che per poco non varca la soglia della porta. Fortunato sulla conclusione violenta di Sampirisi, che sbatte sull'incrocio dei pali. Come nel derby con il Cosenza, anche allo Zini i rossoblù restano in 10 uomini. Stavolta è Aristoteles che in mezz'ora becca 2 gialli e lascia inferiorità numerica ai suoi. Il Crotone, che già aveva perso mordente rispetto alla parte iniziale del match, è costretto a rinunciare a Simi per far posto a Firenze. La ripresa è più agevole per i padroni di casa, che al 75esimo trovano il vantaggio con Bultam. Il giovane vivaio dell'Ajax, appena entrato, approfitta di una corta respinta della difesa del Crotone e supera Cordaz con un tiro preciso. Per Oddo è notte fonda e non sarà una settimana facile. Ed ora il campionato di Serie C con gli impegni delle calabresi che scenderanno in campo domani. Il pareggio di Cava dei Tirreni è costato il primo posto a Rende di Modesto, che tornerà in campo domani alle 20:30 a Lorenson per affrontare la Casertana. In casa biancorossa però non fanno drammi, anzi l'obiettivo è fare bene ma senza troppi patemi, a partire dalla sfida con i campani, che arriveranno in Calabria con motivazioni in più dopo il cambio tecnico. Una delle squadre più attrezzate di questa categoria. I risultati magari sono voluti un po' meno, però il valore tecnico della squadra è veramente superiore alla media e quindi noi dobbiamo essere bravi ad affrontarli nel modo giusto, perché per noi comunque giocare in casa
è importante comunque fare una prestazione importante come abbiamo sempre fatto e continuare il nostro percorso. Ghirelli, presidente di Lega, applaude al progetto Rende, una soddisfazione doppia che inorgoglisce tutto l'ambiente. Fa onore comunque al presidente Coscarella che ha creato questa società dove veramente con gli anni, adesso sono 5-6 anni se non mi sbaglio, che ha avuto una crescita costante ogni anno, quindi vuol dire che lui comunque si impegna totalmente a Rende Calcio e quindi lui cerca di far crescere molto di più di quello che magari uno può pensare. E poi c'è la sfida in notturna, la vice capolista non vuole sfigurare e proverà a centrare la quinta vittoria casalinga consecutiva. Momento magico anche per le Aquile che ospiteranno la Cavese domani pomeriggio alle 14:30. Inutile negarlo, si cerca il quinto successo di fila dopo il recupero infrasettimanale con la Regina che potrebbe valere l'aggancio alle prime posizioni. Guai ad adagiarsi sugli allori, a farsi travolgere dall'entusiasmo perdendo di vista la realtà. Questo è il monito nella conferenza prepartita di mister Auteri. Dopo che cresce l'entusiasmo a noi può soltanto fare piacere, perché è chiaro che Catanzaro è una piazza importante e questa importanza, se si manifesta concretamente e numericamente, è importante, perché tutto conta, anche la nostra tifoseria conta. Secondo me la tifoseria in un ambiente come Catanzaro, per la passione che c'è, dal punto di vista emotivo può portare 3-4 punti in un campionato, e quindi siamo contenti, e noi che vogliamo fare? Vogliamo che cresca questo entusiasmo, e che vogliamo alimentarlo continuamente e costantemente. La Regina in cerca di un nuovo patrono ospiterà il Granillo e il Rieti. Un solo punto divide le due formazioni in classifica, con gli Amaranto chiamati a riscattare le sconfitte di Catania prima e Catanzaro poi. Chiude il quadro delle sfide la Vibonese, chiamata alla trasferta campana contro la Paganese. Fin qui il calcio, adesso vediamo le previsioni del tempo. Nuovo peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione atlantica che comunque non apporterà fenomeni violenti e sarà seguita già da domenica da un miglioramento. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani in nottata ancora piogge sparse, ma con tendenza al miglioramento a partire dai settori nord della regione. In giornata poi nubi sparse con ampie schiarite e possibili piogge solo sui versanti ionici settentrionali ed occasionalmente sul basso reggino. Temperatura senza grandi variazioni. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari mossi con venti che si disporranno da nord-nord-est deboli o al più moderati. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.